Più di 6.000 le revisioni annuali delle auto in questo centro specializzato di Padova, operativo ormai da più di 20 anni, tra i più grandi a livello nazionale del nord-est. La priorità durante il controllo sono chiaramente i freni, i pneumatici, la sicurezza stradale e il problema dell'inquinamento. È un mondo che si evolve in continuazione. Chiediamo alla motorizzazione di demandare certe revisioni, certi collaudi, perché già li facciamo adesso con l'ispettore della motorizzazione, i carrelli, i ganci traino, però sono cose che possiamo fare tranquillamente anche noi con i nostri tecnici. Un argomento complesso, quello delle revisioni, sempre più complicato per le norme ma anche per i tagli. Novità di questo 2020, i controlli dei mezzi pesanti dalla motorizzazione civile dovranno passare ai centri privati che per affrontare il nuovo impegno dovrebbero procedere con importanti investimenti per adeguare le loro officine. Ci sono degli investimenti notevoli da fare, quindi dei cambiamenti, soprattutto anche il progetto dei tecnici nuovi che bisogna portare avanti. È un investimento non indifferente. Proprio per questo la CNA, la Confederazione degli Artigiani, ha rivolto al presidente del Veneto Luca Zaia, a tutti i parlamentari veneti di Camera e Senato un appello per sottolineare l'importanza dei centri privati di revisione, ai quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva demandato il servizio di revisione periodica. Nel testo la CNA chiede di mettere fine alle croniche carenze di organico e tempi più certi. C'è anche un problema di sicurezza stradale perché noi vogliamo che ci sia il controllo di tutti i veicoli che vengono messi in strada e per fare questo, siccome il parco auto e veicoli in generale è molto ampio, bisogna che ci sia la possibilità di gestire questa attività e quindi poter in qualche maniera supportare il lavoro che deve essere fatto normativamente.